Siamo in compagnia di Flavio Furlani, presidente della CIA Veneto. Qual è la situazione appunto dell'agricoltura in Veneto e soprattutto non dimentichiamoci che purtroppo il maltempo sta flagellando e fosse solo quello come problema? Ma le difficoltà, oltre di carattere economico generale per una compressione di mercato interno, sono quelle anche, come lei ha citato, del maltempo e quindi dell'impatto devastante della stagionalità e dell'aumento del clima in generale ha creato sul territorio, nonché la difficoltà di fare il sistema per accedere a dei risultati migliori. Spesso ho notato che in Veneto il vicino non conosce appunto, cioè l'imprenditore non conosce il proprio vicino. È così anche per il vostro comparto o c'è effettivamente finalmente un po' di unione grazie alla CIA? Ma generalmente purtroppo forse ha ragione lei, cioè più che non conoscerlo forse lo conosce bene e ne diffida e questo deve cambiare perché se vogliamo ottenere risultati in agricoltura dobbiamo conoscerci tutti e metterci tutti a disposizione per una causa che è quella del reddito. Più cibo per tutti e più salari anche per i contadini. Come riuscire a realizzare questa cosa che sembra un po' utopistica ma invece è un incoraggiamento? Beh, sicuramente la maggiore richiesta di cibo di fatto dovrebbe generare delle risorse per il settore agricolo, che il settore agricolo è in grado di ridistribuire sul territorio. Io le faccio una battuta, non ho mai capito come mai vado in Spagna e lì si mangia il cibo italiano, vado in Italia e prendiamo, non lo so, la produzione spagnola. Come funziona questa cosa? Noi non siamo l'eccellenza almeno in Europa? Ma noi credo che siamo l'eccellenza nel mondo dell'agroalimentare, ma purtroppo siamo i primi a non riconoscerlo, mentre è riconosciuto all'estero. Noi dobbiamo puntare su questo perché da lì ritroviamo quelle che sono le risposte alla nostra attività.